Buona giornata, ben ritrovati in questo sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua. Staremo insieme come di consuetudine un'ora con il nostro Focus TG. Ci sono tante notizie, tanta cronaca anche oggi, tanti dibattiti aperti, a cominciare da quello sulle scuole, dopo le parole del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, che ha invocato il tetto del 20% di presenze di stranieri in ogni classe, tra l'altro idea ripresa e sostenuta dal ministro dell'istruzione Valditara, anche se in realtà un tetto del 30% esiste già da diversi anni e più di qualcuno lo ha fatto presente. Allora, dalla CGIL di Venezia arriva un chiaro invito al Ministro e al Governo a confrontarsi su questo tema. Vedo in diretta Anna Maria Parisi che è con Renato Capoia, no scusate, con Alberto Pivetta a Mestre e con un ospite. Anna Maria, buongiorno. Famiglia. Ciao. Sì, buongiorno Lina, una proposta anacronistica e razzista, così senza mezzi termini, dritto al sodo, la CGIL di Venezia. Noi abbiamo deciso di uscire dagli uffici della CGIL e ritrovarci proprio nel cuore di Mestre con Monica Zambon, segretaria della CGIL Venezia. Buongiorno Monica. Buongiorno. Perché questa scelta? Perché la Mestre è una Mestre oramai da tempo città multiculturale, come abbiamo raccontato anche nei nostri servizi, anche ieri sera, una città che vede una forte presenza soprattutto della comunità bengalese. Ricordiamo che Venezia è la città con in tutta Italia il maggior numero di bengalesi censiti, di persone di nazionalità bengalesi censite, la prima dopo Roma. Cosa dire al ministro Salvini? Voi l'avete addirittura invitato qui, Monica? Che venga tranquillamente a farsi una passeggiata nel nostro centro della città, come in qualsiasi altro centro della città italiana, per rendersi conto che questi studenti, questi bambini, questi studenti stranieri e studentesse sono figli di una classe lavorativa che ovviamente insomma viene impiegata in ogni settore della nostra società, dagli appalti ai servizi, come si può dire, ai servizi delle pulizie. E rispetto alla quota soprattutto femminile, quindi stiamo parlando, questa proposta parla anche alle famiglie, la maggior parte delle donne appunto extra UE risultano impiegate in questi lavori per il 41%, quindi è una proposta totalmente fuori contesto storico e sociale. Lei diceva, Monica, ecco, con le immagini magari di Alberto Pivetta, se ci giriamo un attimo possiamo vedere proprio una famiglia di nazionalità bengalese, di origine bengalese, con passeggina al seguito. Questo bambino, adesso non lo vediamo perché è coperto dal lenzolino, sarà uno dei prossimi alunni delle nostre classi, certo. Classi veneziane. Ecco, a suo avviso come è venuto in mente questo tetto del 20%, ricordando, come diceva bene Lina Paronetto da studio, che esiste un tetto ancora superiore del 30% che è già in atto da tempo qui da noi in Italia? Noi pensiamo che questa sia una proposta da una campagna elettorale purtroppo priva di argomentazioni, perché è del tutto, lo dicevo anche prima, fuori contesto. Soprattutto il ministro Salvini dovrebbe rispondere ad una domanda molto semplice: che cosa succede in quelle classi, come succede appunto all'interno delle città storiche, dove la presenza di studenti stranieri insomma risulta essere indubbiamente molto superiore al 20%, stiamo parlando quasi al 65%. Qual è il sistema? Poi dove si mandano questi bambini? Li si manda ad esempio nelle periferie della città? Creando nuove classi ghetto e comunque nuove situazioni di disagio e di degrado, perché comunque alle periferie sappiamo che c'è anche un substrato diverso rispetto a quello del centro, anche se Mestre in questo senso è fuori scala. Sì, è vero. È vero. Mestre, come si può dire, è fuori scala perché comunque sia la presenza, lo dicevi anche tu prima, la presenza di lavoratori, di famiglie stranieri è reale, cioè non è una statistica, è un dato di fatto. Mi chiedo come si possa ancora una volta andare di percentuali che a noi sembrano immotivate e francamente insomma veramente strumentali e razziste.
Ecco, allora con il dibattito ancora aperto, perché certamente si amplierà il dibattito man mano che poi ci saranno nuovi aggiornamenti sulla questione, l'invito a Salvini gliel'avete già spedito? Ma se non è stato già spedito è in fase di spedimento. Comunque ecco, se il Ministro tra i tanti impegni che ha troverà il tempo anche di vedere questa nostra bella intervista, insomma l'invito glielo facciamo sicuramente in questo momento, approfittando di voi in diretta. Venga Ministro, la attendiamo. Ecco, e con Monica Zambon, segretario della CGIL Venezia, per il momento è tutto. Da Mestre, linea a San Biagio. Grazie ad Anna Maria Parisi e ad Alberto Pivetta, grazie all'ospite naturalmente. Su questo dibattito sulle scuole torneremo se riusciremo. Sapete che oggi la nostra edizione si conclude alle 13, ma insomma ci proveremo a farci stare altri contributi su questo tema che sta facendo così tanto discutere. Intanto il mondo della scuola, ma non solo, si mobilita anche per far sentire la propria vicinanza ai ragazzi, ai propri studenti, alle famiglie che vengono colpite da lutti. Allora noi andiamo adesso a Tezze sul Brenta, dove qui ci sono la nostra Vanessa Banzato con Renato Capoia, diversi ospiti, perché Tezze non dimentica Tommaso Fabris. La storia ce la racconterà adesso Vanessa, ve la ricorderà, un ragazzo d'oro, sportivo, studente, morto prematuramente. Per lui ci sarà a breve un'intitolazione. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te, Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo. In effetti è passato un anno, il 28 febbraio del 2023 Tommaso Fabris è mancato a causa di una leucemia fulminante. La sua morte davvero ha gettato nello sconforto un'intera comunità, e quando si parla di comunità si intende il paese dove viveva Tommaso Fabris con la sua famiglia, Tezze sul Brenta, la scuola, il liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa che frequentava Tommaso, tutte le squadre, perché ha giocato in più squadre di basket, sport che Tommaso adorava. Ci troviamo qui perché lunedì prossimo, quindi il giorno lunedì di Pasquetta, verrà inaugurato ufficialmente questo campetto da basket. Vediamo già che lo stanno praticando, lo stanno usando alcuni sportivi, alcuni appassionati, alcuni amici in realtà, tra cui anche il fratello di Tommaso Fabris. Verrà inaugurato questo campetto e allora prima di passare la parola ai miei ospiti vorrei leggere una cosa. Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in modo fantastico. Ecco, questa vuole essere una di quelle piccole cose fatte in modo fantastico che ha visto unita un'intera comunità, ha visto creare concretamente squadra, in questo caso tra il comune di Tezze sul Brenta, il comitato dei genitori del liceo scientifico, ma anche i genitori, associazioni che gravitano a Tezze sul Brenta, compresa la scuola elementare dove insegna la mamma di Tommaso Fabris, Manuela Trentin, che abbiamo qui con noi e sentiremo tra poco. Sindaco, si è parlato, con me il sindaco Luigi Pellanda, si è parlato di un lavoro di squadra. Il comune di Tezze ha detto subito sì alla realizzazione di questo campetto per ricordare la grande passione di Tommaso Fabris. Sì, l'amministrazione comunale di Tezze ha aderito alla richiesta della famiglia di poter ricordare il nostro Tommaso con un'opera che è quella che vedete qui alle nostre spalle, questo campo da basket ad una porta che è stato realizzato con il contributo di tante persone che volevano bene a Tommaso e con il contributo economico anche dell'amministrazione comunale. Lunedì verrà inaugurato e il 1° di aprile è il giorno del suo compleanno, cioè del compleanno di Tommaso, il 19° compleanno, e deve essere un giorno di festa, così i genitori vogliono e così sarà. Quindi festa dello sport, festa dei giovani in un luogo che io ritengo meraviglioso, che è questo impianto sportivo frequentato da tantissimi giovani, il nostro futuro. Francesco Perin è il vicepresidente del comitato genitori del liceo scientifico Jacopo da Ponte, la scuola che appunto frequentava Tommaso. Quest'anno sarebbe stato in quinta, quindi quest'anno sarebbe stato l'anno della maturità per lui. Un'intera scuola che ha partecipato, magari anche senza conoscere direttamente Tommaso, ma Tommaso è diventato un po' il figlio e il fratello di tutti. Esattamente, sì, è stato proprio un evento negativo che ha unito gli studenti, le famiglie, i
genitori, e quindi quando ci è stato presentato questa idea da parte della famiglia, questo sogno, non ci abbiamo pensato un attimo e subito tutta la scuola ha aderito. Abbiamo fatto questa raccolta e siamo felicissimi di aver contribuito nel nostro piccolo alla realizzazione di questo bellissimo sogno. Ecco, che significato ha per voi? Per noi Tommaso era un ragazzo che amava lo sport, che amava la vita, gli amici, e quindi un campo da basket dove si possono trovare i ragazzi a vivere, a stare insieme, a giocare, a divertirsi, è la cosa più bella che si poteva fare. Qui in questo proprio davanti a questo campetto ci sono anche i genitori di Tommaso Fabris, Manuela Trentin la mamma, Christian Fabris il papà. Cosa significa per voi questo? Per noi questo rappresenta lo spirito di Tommaso, la sua voglia di giocare, la sua voglia di vivere, e quindi abbiamo pensato appunto di usare i soldi che ci sono stati donati per portare avanti quello che lui è stato e quello che lui è ancora per noi, e quindi Tommaso un piccolo campetto però bello, molto carino, e quindi è usabile, che speriamo che tutti i bambini possano poter. Lei fuori dal microfono ha detto perché Tommaso è qui. Certo, infatti noi abbiamo così sta percezione della sua presenza, noi lo sentiamo sempre accanto a noi, che ci aiuta e ci sostiene in queste decisioni, e quindi sì, non lo dimenticheremo mai, come non lo dimenticherà mai magari chi l'ha conosciuto. Lui riposa di là, ma in realtà è qui in questo campetto, è qui in tutti i palazzetti, in tutti i campetti dove c'è qualcuno che si ricorda di lui, qualcuno che ha giocato insieme a lui, che quindi sta a memoria, e quindi portiamo avanti la sua memoria, il suo bel carattere, ecco. Il sindaco ha detto poco fa che voi avete voluto che il primo di aprile, il giorno del compleanno tra l'altro di Tommaso, sia una giornata di festa, non di scorsoni, niente di che, ma una giornata di festa. Esattamente, come è successo anche l'anno scorso al Comunale, che l'MB ha organizzato il compleanno di Tommaso, ed è stato veramente bello. Un bel compleanno, una bella festa, giusto per festeggiarlo. Bene Lina, da Tezze sul Brenta hai sentito quanta partecipazione e quanto vero e proprio gioco di squadra si sta facendo e si continuerà a fare proprio da questo campetto da basket. Da Tezze sul Brenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa, grazie agli ospiti naturalmente, grazie al nostro Renato Capoia per la parte tecnica, davvero una testimonianza di forza e di speranza malgrado tutto. Allora oggi sabato di Pasqua, vigilia di Pasqua, c'è mobilitazione all'esterno di molti supermercati del Veneto e non solo, perché i lavoratori sono mobilitati insieme ai sindacati per il mancato rinnovo dei contratti. Si è scelto il sabato di Pasqua per incrociare le braccia e far capire naturalmente ai tanti che frequenteranno i supermercati in queste ore per preparare pranzo di Pasqua, poi quello di Pasquetta, ecco quelle che sono le difficoltà di chi opera in questo settore. In diretta per noi vedo in ottima compagnia il nostro Lucio Zanato a raccogliere le voci di questa protesta dal panorama qui nella Marca trevigiana Treviso. Lucio. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo all'incrocio dell'Estiore, conosciutissimo, una delle entrate della città di Treviso, dove c'è da sempre il supermercato Panorama e all'esterno ci sono i lavoratori. Però sentiamo subito quali sono, diciamo così, i motivi di questa manifestazione. Cominciamo con Massimo Marchetti della UIL. Perché siete qui oggi? Ma siamo qui perché chiediamo il rinnovo del contratto collettivo di Federdistribuzione, un contratto importante di comparto che riguarda la grande distribuzione organizzata, tra l'altro ultimo di contratti di comparto, visto che con Confcommercio, Confesercenti e ieri sera con Cooperative già siglati. Ecco, in quel caso cosa avete ottenuto? Abbiamo ottenuto un aumento salariale di 240 euro, ma
il vero problema che abbiamo con Federdistribuzione non è solo quello salariale, ma è soprattutto quello normativo, in quanto Federdistribuzione ci ha chiesto più flessibilità di quanta già abbiamo concordato, di quanto già c'era. Ci chiede una revisione totale degli inquadramenti professionali, chiaramente riportando al ribasso gli inquadramenti che già abbiamo, ma che comunque rimane totalmente strumentale e non comprensibile, visto che i loro cugini hanno già siglato il contratto. Ecco, invece con Alberto Irone, Filcam CGIL, parliamo dei numeri di questa manifestazione. C'è una grande adesione nella Marca, ma in tutto il Veneto. Sì, i lavoratori del comparto in provincia di Treviso sono circa 3.000. Oggi ci sono presidi in tutti i capoluoghi di provincia del Veneto, spesso più di un presidio in qualche capoluogo di provincia. Ci sono adesioni importanti in tante aziende. Il Lidl di Conegliano Veneto ha avuto un'adesione al 100% ed è attualmente chiuso. Qui presenti dietro di noi in delegazione ci sono lavoratori di Iper Montebello, lavoratori di Lidl, lavoratori di Pan Panorama, lavoratori di tante altre aziende del settore della grande distribuzione alimentare e dell'abbigliamento. Ecco, qui si parla di tornare indietro nelle mansioni, è pensabile? No, qui le aziende ci stanno chiedendo un peggioramento delle condizioni economiche e un peggioramento dei livelli di inquadramento dei lavoratori. E come l'hanno motivato? L'hanno motivato col fatto che evidentemente debbano risparmiare sul costo del lavoro, con una maggior flessibilità organizzativa, con una maggior capacità di imporre unilateralmente le proprie scelte organizzative all'interno dei punti vendita. Voi non siete d'accordo perché dite che, diciamo, che il loro guadagno lo stanno portando avanti e anche bene, mi pare di capire. Noi crediamo che questo sia inaccettabile, scioperiamo anche per questo oggi e scioperiamo per ribadire che le aziende della grande distribuzione e le aziende più grosse che sono proprio inquadrate all'interno dell'associazione datoriale Federdistribuzione ridistribuiscano parte dei profitti milionari che hanno macinato nel corso degli ultimi anni. Ricordiamo che durante la pandemia, quando i lavoratori erano chiamati eroi e quando erano considerati lavoratori essenziali, i lavoratori della grande distribuzione alimentare erano senza contratto collettivo nazionale e tali sono rimasti perché il contratto è scaduto da più di 50 mesi. Ecco. Quindi rinnovi che non sono arrivati e scioperiamo per questo. Però un elemento importante è, diciamo così, l'occupazione femminile, perché in questo settore ci sono molte donne e il fatto di dover discutere soprattutto i tempi di lavoro è molto penalizzante. Certo, sono occupate... Scusa, Patrizia Manca, Fisca Cisl. Sì, Patrizia Manca, Fisascat Cisl. Fisasca, esatto. Sì, in questo settore sono occupate tantissime donne che lavorano con contratti part-time e quindi a maggior ragione c'è la necessità di recuperare il potere d'acquisto perso in questi anni. Dal 2019 attendono il rinnovo, ma c'è un aspetto importante che essendo anche donne hanno la necessità di conciliare tempi di vita e di lavoro. Occorre quindi che ci sia il rinnovo contrattuale e sia riattivata la contrattazione di secondo livello, dove si può stabilire un'organizzazione diversa che può consentire anche di rendere attraente questo settore. Oggi le aziende ci vengono a dire che hanno difficoltà a reperire personale. Vediamo nel nostro territorio tanti cartelli, cercasi personale, e questo personale non si trova proprio perché non si riesce a fare un'organizzazione del lavoro che consenta loro di conciliare tempi di vita e di lavoro. Ecco, torniamo un attimo al tavolo che poi da dove vi siete alzati. Quali sono stati sostanzialmente i motivi essenziali per cui a un certo punto si è rotta la trattativa? È molto semplice, le aziende di Federdistribuzione non vogliono riconoscere i 240 euro lordi di aumento medio mensile che abbiamo trattato al quarto livello, quindi l'aumento medio con Confcommercio, con Confesercenti e con le cooperative. E che cosa hanno proposto? Propongono invece di riconoscere questi aumenti salariali solo in cambio di un peggioramento del contratto collettivo nazionale. Per noi è semplicemente inaccettabile ed è il motivo per cui abbiamo convocato lo sciopero organizzato in 2 giorni e che invece ci vede con una forte presenza unitaria fuori da tanti punti vendita in tutta Italia. Sa un po' da ricatto? Certo che sa da ricatto e soprattutto sa da logica, sa da scambio improprio, perché consideriamo improprio uno scambio tra un peggioramento della parte normativa del contratto collettivo nazionale, come prima diceva il collega della UIL, e il riconoscimento degli aumenti salariali. Appunto, torniamo per ultimo al collega della UIL, ovvero a Massimo Marchetti. Per quanto andrete avanti, visto che comunque un risultato l'avevate ottenuto il 22 dicembre con un altro sciopero del genere?
Ma allora ad oggi io intanto spero che Federdistribuzione ritorni sui suoi passi e riconosca il tavolo e il giusto riconoscimento ai lavoratori. Per quanto ci riguarda, visto che questa manifestazione l'abbiamo organizzata in pochissimi giorni, parliamo di 3 giorni, quindi non abbiamo neanche fatto in tempo, a dire il vero, a contattare tutti i lavoratori, ma quello che faremo nei prossimi giorni è di fare assemblee a tabula rasa su tutte le imprese per spiegare bene ai lavoratori quelle che sono le ragioni che stanno alla rottura del tavolo, che non c'è solo la questione economica, che è pur sempre importante, ma soprattutto per la parte che riguarda le maggiori flessibilità e i cambiamenti di inquadramento. Quindi qualità della vita. Quindi qualità della vita. Parlare di orario di lavoro e flessibilità significa mettere mano nella vita delle persone. Parlare di inquadramento significa riconoscere o non riconoscere professionalità a persone che fanno questo lavoro da 20 anni. Quindi non possiamo permetterci di fare un passo indietro. Tra l'altro è solo Federdistribuzione che sta ponendo il veto su alcuni elementi di flessibilità, perché con gli altri contratti questa cosa l'abbiamo già risolta, e quindi noi andremo avanti fino a quando Federdistribuzione non deciderà di tentare di fare una trattativa dignitosa per dare dignità a questi lavoratori. Grazie perché abbiamo finito il tempo. A te linea allo studio. Grazie Lucio Zanato, ai tuoi ospiti naturalmente, con la protesta, lo abbiamo sentito, che continuerà di queste categorie. Allora noi adesso andiamo alla cronaca, intanto vi do conto di 2 incidenti che si sono verificati in queste ultime ore nel Vicentino. Partiamo da Schio con un'auto che è finita contro gli alberi, incidente che ha causato una frana con l'auto che poi ha addirittura preso fuoco. Sentiamo. Schio, vigili del fuoco in azione in Contramazzeghe per l'incendio di un'auto finita contro degli alberi caduti lungo la strada a causa di una frana. Illeso il conducente. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno spento con la schiuma le fiamme dell'utilitaria. La strada, a causa del movimento franoso, è stata interrotta. Sul posto gli agenti della polizia locale e di viabilità. Questo a Schio, mentre a Bassano del Grappa c'è stato uno scontro invece davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco cittadina. Un'auto è rimasta in bilico sopra l'altra. Scontro tra 2 auto, una di queste finisce con le ruote del lato sinistro sopra l'altra, restando in bilico. L'incidente stradale venerdì sera attorno alle 19:15 in via Cabaroncello, proprio davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco di Bassano. Immediati i soccorsi, i pompieri hanno stabilizzato il veicolo a rischio rovesciamento ed estratto il conducente. L'uomo illeso, ma sotto shock, è stato assistito dal personale del SUEM 118. Illeso anche l'altro automobilista, pesanti disagi al traffico, con la strada bloccata per permettere le operazioni in sicurezza. Sul posto polizia locale e stradale che hanno deviato i veicoli in transito per arterie secondarie ed eseguito i rilievi del sinistro. Ora parliamo invece di un'operazione della Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Quasi 3,5 kg di hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Padova in un'operazione antidroga con un pusher nel tentativo di sfuggire all'arresto, che è rimasto ferito. Stava cercando di scappare con un netto di eroina e quasi 1.000 euro in tasca a provento dello spaccio il 30enne tunisino, che è rimasto ferito scavalcando il cancello di un'abitazione a Padova. L'arresto rocambolesco in via Baruzzi, in zona Mortise. Il pusher, per sfuggire alla polizia, si è procurato un taglio alla coscia che è stato medicato dagli agenti che l'hanno fermato e poi portato in carcere nonostante le minacce dei suoi compagni. Il bilancio dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova in vista del weekend delle festività pasquali ha portato al sequestro di oltre 3,5 kg di hashish e marijuana. In carcere oltre il 30enne tunisino, un connazionale di 41 anni pregiudicato irregolare, un 38enne padovano incensurato di Albignasego, ai domiciliari un 59enne italiano pregiudicato di Fanzolo di Vedelago, mentre altri 3 pusher di strada, un 25enne tunisino e 2 nigeriani di 26 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza e sono stati già condannati per direttissima. Altri 850 grammi di hashish sono stati invece ritrovati in via delle Rose, sempre a Padova, dopo la segnalazione di un residente
evidente. I panetti erano contraddistinti dalle foto dei calciatori Ronaldo e Buffon. Il sequestro più importante, oltre 1,5 kg di droga, riguarda quello fatto a casa del 59enne trevigiano, controllato a Padova in zona Montà mentre era in auto con 2 amici. Ha consegnato una dose di chetamina sostenendo fosse per uso personale, ma sul suo cellulare continuavano ad arrivare messaggi, così i poliziotti hanno perquisito la sua auto e la sua abitazione a Vedelago, scomprendo nascosta all'interno di un'intercapedine delle pareti della camera da letto 2 cilindri con i loghi di Scarface e Forza Napoli contenenti hashish. Un altro 1,5 kg, questa volta di marijuana, l'hanno sequestrata dal Vignasego a casa di un 38enne nel suo garage. Un pusher tunisino è stato bloccato a Selvazzano mentre consegnava una dose di cocaina, mentre i 2 nigeriani sono stati bloccati vicino ad un negozio etnico di via Annibale da Bassano. E poi c'è stata nella serata del 19 marzo invece l'operazione dei carabinieri della compagnia di Mestre, che sono dovuti intervenire all'interno di un supermercato di Marghera dove poco prima era stata consumata una rapina. Un 28enne veneziano, dopo aver asportato alcuni generi alimentari e vari cosmetici occultati in un sacchetto, giunto alle casse si era rifiutato di pagare aggredendo l'addetto alla vigilanza con spintoni nel tentativo di darsi alla fuga. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare l'uomo, che è stato arrestato per rapina impropria e tradotto in carcere a Santa Maria Maggiore. Al termine dell'udienza di convalida gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione. Ora la disavventura invece è toccata a un sacerdote, il parroco di San Marco di Campo San Piero. Qualcuno ha hackerato il suo profilo Facebook pubblicando delle foto oscene. Ignoti malfattori e per me delinquenti hanno hackerato il mio profilo pubblicando immagini oscene. Ho già provveduto a segnalare a Facebook la rimozione immediata del post. Con questo messaggio sui social, Don Bruno Bevilacqua, parroco di San Marco di Campo San Piero, ha denunciato quanto gli è accaduto proprio nei giorni in cui stavano iniziando le celebrazioni del Triduo Pasquale. Il post con foto pornografiche si era diffuso tra i contatti del sacerdote, che hanno segnalato al parroco la violazione del profilo social. Alcuni sconosciuti si sono addirittura proposti di risolvere il problema, ma spesso si tratta di truffatori. Il sacerdote ha immediatamente segnalato l'hackeraggio e si è detto scandalizzato dell'accaduto, ribadendo ancora una volta la massima attenzione all'uso dei social media. La solidarietà a Don Bruno è arrivata da tantissimi parrocchiani. Questa dunque l'avete sentita, la vicenda riguardante il sacerdote. Noi torniamo nella Marca trevigiana perché è stato risolto dai carabinieri il caso di una rapina sull'autobus, protagonisti 2 ragazzi giovanissimi minorenni con un 16enne che in quel di Oderzo è stato denunciato per aver rapinato del giubbotto un altro ragazzo proprio sul bus tra Oderzo e San Donà ed è stato per questo condotto in una comunità. Ha rapinato del giubbotto un coetaneo sull'autobus, se l'è infilato ed è sceso, ma nel giro di poche ore è stato rintracciato dai carabinieri nel centro di Oderzo. Il ragazzo, residente nello Pitergino, 16 anni appena, è stato denunciato per rapina aggravata alla procura dei minori e collocato in una comunità. Sono stati i carabinieri dell'Attenenza di Oderzo a ricevere lo scorso 19 gennaio la richiesta di aiuto di un giovanissimo che sull'autobus della linea Oderzo-San Donà di Piave era appena stato rapinato del giubbotto del valore di circa 300 euro. A farselo consegnare, sotto minaccia, era stato il 16enne che subito dopo era sceso dal mezzo pubblico. Le ricerche, scattate dopo la denuncia ai carabinieri, avevano portato di lì a poco all'individuazione del presunto responsabile della rapina che girava in centro con addosso il giubbotto in questione. Restituito il maltolto al legittimo proprietario, su richiesta della procura al Tribunale dei minori, nei confronti del 16enne è stata applicata un'ordinanza di custodia cautelare in una comunità. Ragazzi che sono protagonisti anche di episodi di ubriachezza, abbandono di rifiuti nei parchi pubblici di Montegrotto. Andiamo quindi sui colli padovani perché l'amministrazione comunale è corsa ai ripari con un'ordinanza anti-alcol. Allora eccola qua, vedo già in diretta la nostra Valentina Visentin che è sul posto con Francesco Rattai e la vice sindaca. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Montegrotto Terme, alle nostre spalle il bellissimo parco Mostar che purtroppo è al centro della cronaca perché questo è uno dei parchi più grandi di Montegrotto, ma più che essere da scenario di giochi di bambini viene spesso utilizzato da ragazzi più grandi non solo nelle ore notturne ma anche in pieno giorno. I ragazzi arrivano qui portandosi alcolici dai vicini supermercati e bivacano
spaccano, lasciando poi il parco in pessime condizioni, ovviamente mettendo a rischio anche i bambini che qui giocano, e così l'amministrazione comunale, dopo tutte le segnalazioni che sono state fatte dai residenti, dopo episodi di schiamazzi notturni, ha deciso di correre ai ripari. Da lunedì entrerà in vigore un'ordinanza che impedirà di entrare nelle aree verdi del comune con bottiglie di alcol. Ce lo racconta, ce lo spiega tutto la vice sindaca Elisabetta Roetta. Sì, l'ordinanza prevede appunto il divieto di detenere e di consumare alcolici in tutti i giardini e parchi pubblici di Montegrotto. Si è giunti purtroppo a questa restrizione perché, nonostante i continui controlli della polizia locale, la situazione non è migliorata e quindi ci si è visti costretti ad adottare questa misura. Il parco, questo in modo particolare, è frequentato da molti bambini ma anche da anziani, e appunto vive situazioni di degrado e di disagio non solo nelle ore notturne, che ovviamente anche questo è un problema per i residenti, però anche durante le ore del giorno. Quindi si è appunto giunti a questa misura a cui non si voleva arrivare, perché sembra proprio un divieto molto drastico, però appunto vuole dare la possibilità a tutti di poter fruire del parco in maniera tranquilla durante tutte le ore del giorno. Ci saranno delle sanzioni per chi verrà pizzicato con le bottiglie di alcol nel parco? Sì, si arriverà appunto a dare delle sanzioni che possono arrivare anche a 500 euro per chi appunto trasgredisce a questa ordinanza. Insomma, una misura che vuole garantire la massima fruizione a tutti quanti qui in questo parco, cioè non si vuole vietare di fatto ai ragazzi di venire al parco, ma di avere dei comportamenti di più buon senso e anche di senso civico. Sì, anzi noi ci auguriamo che la gente continui, ma anche venga a conoscere questo parco. Come dicevi appunto, viene fruito anche da persone che non sono di Montegrotto, perché è conosciuto, perché è un parco anche che ha anche molte giostrine, c'è anche la casetta dove per 4 volte alla settimana vengono fatte delle attività per i ragazzi e per i giovani, quindi assolutamente Montegrotto è pronta ad accogliere tutti, però appunto rispettando quelle regole. Ringraziamo allora la vice sindaca di Montegrotto, e dal comune termale è tutto, linea allo studio. Grazie a entrambe, naturalmente grazie per la parte tecnica Francesco Rattai. Allora noi adesso ci fermiamo per un veloce break, ringrazio tra l'altro in regia Italo Morao e Francesco Ceron, ci rivediamo tra pochi istanti. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG in questo sabato. Allora, il nostro Fabio Fioravanti ha intervistato l'avvocato di Angelica Utter, ritenuta la responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore. Fa il punto sulla difesa della 33enne tedesca, accusata di aver provocato volontariamente la tragica morte di una famiglia, di fatto papà, bimbo e nonna. Sentiamo quello che ha dichiarato ai microfoni del collega Fabio Fioravanti in esclusiva. Avvocato, oggi Angelica Utter come sta? Allora, oggi Angelica Utter sta meglio, nel senso che l'ho vista anche in occasione dell'udienza, di un'udienza che si è svolta ieri nel Tribunale di Belluno, e ho visto che sicuramente si è ripresa rispetto allo stato in cui si trovava, perché a mio avviso hanno accertato la malattia di cui la stessa soffre e hanno iniziato una cura, una terapia tale da far sì che l'Angelica si possa riprendere da queste problematiche. Dove si trova adesso? Adesso si trova in una struttura protetta. È stata applicata da parte del magistrato la libertà vigilata e si trova in una struttura protetta proprio per seguire questo percorso di riabilitazione, di cura e per venire fuori evidentemente da questo stato in cui si trovava precedentemente. E invece qual è il percorso giudiziario? Il percorso giudiziario adesso prevede
Adesso innanzitutto è cessata la misura cautelare che era stata applicata precedentemente e gli è stata applicata una misura di sicurezza, appunto la libertà vigilata. E adesso i prossimi passi, presumo che dovrà fare il pubblico ministero, saranno la fissazione dell'udienza preliminare. Innanzitutto la notifica dell'avviso di garanzia e con la conclusione delle indagini e successivamente la fissazione dell'udienza preliminare. Tecnicamente può essere condannata a una pena detentiva? È ovvio che sulla scorta della perizia che è stata depositata da parte del collegio peritale nell'ambito dell'accertamento tecnico che è stato disposto, può essere evidentemente processata e come tale potrà essere ovviamente condannata. Noi dal canto nostro sosteniamo che invece la stessa fosse in stato di incapacità di intendere e di volere e che conseguenzialmente a nostro modo di vedere non possa essere condannata proprio perché manca l'imputabilità. Ora torniamo alle vicende, intanto allora andiamo al bambino di Longare che è morto a soli 2 anni, prima poi vi mostrerò una notizia che posta il Gazzettino oggi, morte improvvisa in casa, lo sapete, bimbo di appena 2 anni, è stata fissata la data dei funerali che si terranno martedì 2 aprile alle 10 del mattino. Longare. Saranno celebrati nella chiesa di San Mauro a Custozza i funerali del piccolo Andrea Restiglian, il bimbo di 2 anni morto sabato nella sua abitazione di via Crosara. La cerimonia funebre si terrà martedì 2 aprile alle ore 10, dopo l'autorizzazione per le esequie concessa a seguito dell'autopsia dal magistrato. Un incidente in casa o molto più probabilmente un malore improvviso su cui però non è ancora stata ufficializzata l'esatta dinamica, ma che oltre alla famiglia ha scosso l'intera comunità di Longare. Inutili infatti i soccorsi e i tentativi della madre di rianimare il piccolo Andrea. La donna che ha assistito impotente al dramma dovrà ora affrontare l'iter giudiziario a suo carico come atto dovuto. A lei si sono stretti familiari, vicini e tanti concittadini. Dall'home page del Gazzettino adesso la tragica morte a soli 31 anni, tragica perché davvero precoce, dopo una lunga sofferenza di Alberto Zanchetta, giovane di Colli Umberto, nella Marca trevigiana, morto 4 giorni dopo il matrimonio con la sua Greta, riporta il Gazzettino. Il sogno d'amore coronato sul letto d'ospedale, ha pronunciato il fatidico sì, era tecnico Avepa e musicista, ispirato giovedì sera al CRO di Aviano nel reparto di oncologia dove stava lottando contro una forma tumorale molto rara scoperta durante il Covid. Dunque questo giovane ha deciso di sposarsi in reparto 4 giorni, come detto, prima di andarsene. Nel Vicentino ha destato grande cordoglio la scomparsa di un grande veneto, un vicentino che molto ha fatto per la sua terra. Vladimiro Riva non c'è più, ma lascia un testamento spirituale importante. Innamorato di Vicenza, Vladimiro Riva se n'è andato nella città che ha avuto negli occhi e nel cuore per tutta la vita. 78 anni aveva Vladimiro, uomo senza età come solo chi è capace di attraversare le epoche con la grinta della passione, con la voglia di fare, di lanciare la sua Vicenza oltre le mura cittadine, nell'orbita del turismo mondiale. Sì, perché l'amore di Vladimiro per la sua terra sconfinava, non aveva limiti, ma i limiti di Vicenza invece li vedeva con chiarezza, li conosceva per poi farsi forza, essere trascinatore di idee e di progetti. Era uno di quegli uomini capaci di guardare oltre, di andare al di là di quel che vedono gli altri. Vulcanico, figlio di una vita impetuosa, piena di traguardi da cui ricominciare con nuove sfide. Imprenditore edilizio, segretario della DC di Vicenza, presidente delle aziende industriali municipali, fino alla sua ultima carica, quella di consigliere delegato del Consorzio di Promozione Turistica Vicenzae, che aveva fondato nel 1991. Il riconoscimento di Vicenza Patrimonio dell'UNESCO nel 1994 resta legato al suo nome, come pure la creazione della Vicenza Film Commission e la dichiarazione della Basilica Palladiana e del Ponte Vecchio di Bassano a monumenti nazionali. Vita intensa la sua, fino all'ultima grande sfida, quella di far dichiarare anche il Teatro Olimpico di Vicenza
monumento nazionale. Impresa ancora possibile grazie a lui, alla sua capacità di cucire relazioni, di muoversi con agilità, con idee chiare, con decisione, di andare ancora una volta oltre. E c'era tutto lui, il suo spirito, quando parlava del suo amato Veneto come di uno scrigno pieno di tesori. È uno scrigno il Veneto, Bassano, Schio, Tiene, le varie piccole comunità dove c'erano i proprietari veneziani che venivano a svernare. La terra, la cultura, la storia, un patrimonio da valorizzare, da promuovere per far crescere l'economia del turismo. L'economia del turismo, cioè quella che può portare qua risorse, turisti, visitatori e quindi creare anche nuove occasioni di lavoro per giovani, opportunità che oggi non ci sono. Vladimiro Riva era ricoverato da un paio di settimane all'ospedale San Bortolo, dove ha chiuso gli occhi il venerdì santo. Ma di lui resta l'impronta, l'esempio e quel suo testamento spirituale che lasciò una giornata di metà novembre del 2023, quando a Santa Corona, di fronte a quel capolavoro immenso che è il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini, dopo una vita passata ad animare le grandi battaglie culturali, ricordò a tutti che Vicenza deve aprirsi, mostrarsi, far conoscere i suoi tesori. Siamo stati gelosi delle nostre cose e non abbiamo mai pensato di utilizzare dal punto di vista dell'economia turistica, dell'arricchimento anche di un territorio. Credo che questa sia una delle cose che bisogna fare. Quindi è il mio po' testamento spirituale. Un vasto cordoglio, l'avete sentito, da Bassano a Vicenza. Ora torniamo a Treviso perché ieri nella chiesa votiva ci sono stati i funerali di Lanfranco De Gennario e della moglie Lucia Buccieri, coniugi morti nello schianto dell'ultraleggero a Trevignano. Nella lettera scritta dal figlio, il ricordo dei genitori, pochi accenni, quasi nulla all'incidente. Oggi salutiamo due persone molto amate da tutti, Lanfranco e Lucia, i nostri cari genitori e adorati nonni. È l'inizio della lettera di addio che il figlio Marco ha scritto ai genitori Lucia Buccieri e Lanfranco De Gennaro, morti tragicamente il 23 marzo nello schianto dell'ultraleggero nel giardino di una casa di Via degli Alpini a Trevignano. Lettera letta durante i funerali nella chiesa votiva per permettere a tutti di poter presenziare alla celebrazione. Non un accenno all'incidente, ma una lettera focalizzata sulle personalità di due coniugi, cresciuti in Friuli ma da molti anni appartenenti alla parrocchia trevigiana di San Pelaio. Lucia, poetessa nell'anima, ex maestra benvoluta, dinamica, ma sempre attenta al prossimo, nonché madre amorevole, dallo spirito creativo che ci auguriamo possa guidarci nel creare nuova speranza. Lanfranco, generale e pilota di estrema bravura, stimato per la sua competenza presso tutti i colleghi e gli amici, padre e punto di riferimento dalle 1000 risorse e dallo spirito tecnico. Era capace di aggiustare ogni cosa e come vorremmo che potesse aggiustare anche questa situazione più grande di noi. E la capacità tecnica di Lanfranco è stata ricordata anche da Don Tiziano Rossetto nell'omelia di una celebrazione senza Eucaristia, con l'altare spoglio e i crocifissi coperti per il Venerdì Santo, a rendere ancora più intensa la riflessione sulla morte. Mi colpiva ascoltando Marco, no? Dal papà, anche quando siamo piccoli ci aspettiamo che ci aggiusti tutto, no? Anche dal nonno, e poi ci rendiamo conto che non può aggiustare la morte, no? Questa è una profonda ferita. Ma se Dio è padre, allora può aggiustare. Lui sì. A presenziare alle esequie anche una rappresentanza del comando di Sant'Angelo, dove il generale De Gennaro aveva prestato servizio presso il secondo stormo, oltre ai labari delle associazioni aeronautiche. Al termine della cerimonia, dopo l'ultimo saluto dei figli, le salme sono state avviate alla cremazione, mentre un'amica di Lucia Buccieri ha letto una poesia composta per l'addio. Nel tuo ultimo messaggio ho ricevuto un foriero presagio. Tra rose e mughetti, 2 rondini in golo. Nel becco, una bianca busta chiusa da un rosso bottone. Pochi minuti, solo pochi minuti, e i 2 voli di rondini si sono fermati.
per sempre. Continuiamo con la cronaca di queste ore perché proseguono i controlli dei carabinieri nelle aziende. Siamo nel veneziano, 8 le attività irregolari che sono state sospese e sanzionate per complessivi 250.000 euro. In particolare parliamo di 8 aziende di Bibione in cui i carabinieri hanno trovato violazioni relative alla mancanza delle visite mediche dei lavoratori e poi l'omessa dotazione di dispositivi di pronto soccorso, consegna dei tesseri di riconoscimento, omessa formazione, insomma tutta una serie di violazioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro che sono state, lo avete sentito, pesantemente sanzionate. 8 delle 22 aziende controllate dunque sono state sospese e tra i 45 lavoratori 1 è risultato in nero e 2 irregolari, cioè con contratti non conformi. Il nucleo tutela animali invece della Polizia Locale di Padova ha scoperto ben 47 gatti privi di acqua, cibo e luce in un appartamento di Corso Milano. Le povere bestiole sono state salvate e sono attualmente in cura dai veterinari dell'Esercito e dalle volontarie dell'associazione Balzù. Odori nauseabondi si erano diffusi in tutto il palazzo di Corso Milano a Padova, quando però un gatto è precipitato dalla finestra del quinto piano e i residenti dello stabile non hanno potuto che allertare la polizia locale per denunciare le condizioni igieniche precarie in cui versava un appartamento di proprietà di una cinquantenne. Quando gli agenti del nucleo tutela animali della polizia locale di Padova sono entrati nell'abitazione con i medici veterinari dell'Esercito, hanno trovato ben 47 gatti, alcuni anche appena nati, tutti malnutriti. L'appartamento era sporco e maleodorante. I felini, senza acqua e cibo, girovagavano tra escrementi e immondizia nelle stanze chiuse e completamente buie. Tutti i gatti sono stati portati all'ospedale veterinario universitario didattico di Legnaro per le prime cure, dalle quali sono emerse molte patologie di natura neurologica, polmonare e cutanea, molte irreversibili, tanto da portare alla cecità di alcune bestiole. Gli agenti si sono quindi recati nel quartiere Mandria, dove risulta residente la cinquantenne. Anche in quel caso l'abitazione era sporca e maleodorante e vi erano presenti dei gatti. Il Comune di Padova ha messo a disposizione una struttura dove poter ricoverare i felini durante il periodo di sequestro per poter essere curati e accuditi. Dall'indagine è emerso che molti degli animali erano stati prelevati da colonie e accumulati all'interno dell'appartamento. La cinquantenne è stata denunciata per maltrattamento di animali. Ci fermiamo adesso per un altro veloce break, poi la parte conclusiva in cui parleremo della Pasqua. Eccoci qui di nuovo in diretta, ultima parte di Focus TG in questo sabato, non un sabato qualsiasi, il sabato santo. Allora da Vicenza vi proponiamo la riflessione in vista della Pasqua di Monsignor Giuliano Brugnotto, vescovo naturalmente di Vicenza. Sentiamo quello che ha detto al nostro Carlo Alberto Inghilleri. Sabato Santo, un sabato in cui ci si prepara alla Santa Pasqua. Il vescovo di Vicenza lancia un messaggio, una riflessione in vista della celebrazione della resurrezione di Gesù Cristo. E questa è una giornata caratterizzata per la Chiesa dal silenzio, e questo silenzio proprio nel tempo che stiamo vivendo è particolarmente eloquente. È un silenzio che ci mette in comunione con tutte le realtà di sofferenza del mondo, in una situazione che è sempre molto precaria per l'intera Europa, ma per anche tante altre parti del mondo. Il silenzio di chi attende una giornata che possa avere il sole come nuova realtà. Il silenzio è il silenzio di Cristo nella tomba,
che scende negli inferi per sollevare l'umanità dalla condizione di male, di sofferenza nella quale si trova. E allora per noi questo è un silenzio che è anche ricco di speranza, perché non siamo soli, anzi qualcuno ci ha preceduto nell'aprirci la strada di una vita nuova. Così il vescovo di Vicenza, Monsignor Brugnotto, che ringraziamo. La Pasqua da un punto di vista tra virgolette più leggero a Monticello Conte 8. Si avvicina naturalmente anche qui il momento di tornare a far suonare le campane che sappiamo rimangono in silenzio in questi 3 giorni che anticipano la Pasqua. Ecco, siamo andati dal vicentino Flavio Zambotto, che è uno degli unici 2 campanologi esperti dunque e curatori di campane che ci sono in Italia, e l'ha intervistato per noi Luisa Bertini. Ci troviamo in una location particolare perché siamo all'interno del campanile di Cavazzale in compagnia di Flavio Zambotto, che è uno dei 2 campanologi in tutta Italia ed è un vicentino. In che cosa consiste la sua professione? Intanto buongiorno a tutti. Sì, è una passione che è diventata un mestiere. Devo dire le campane sono sempre state un argomento per me molto interessante fin da piccolo, e ovviamente sono passato all'interno dei campanili, ho imparato a suonare e poi grazie a una formazione all'estero ho avuto la possibilità di intraprendere questo mestiere. Il campanologo a livello professionale è colui che si occupa delle campane, ma che le studia e fa in modo che gli interventi siano fatti correttamente, dato che le campane non sono solamente un oggetto meccanico, ma sono uno strumento musicale, sono un oggetto d'arte, per cui conoscerle, saperle leggere è un tema molto affascinante ma anche molto complicato. Ecco, lei prima mi diceva che c'è un po' un ritorno a voler suonare le campane e che tra l'altro si suonano in maniera diversa a seconda dei territori. Qual è il metodo vicentino di suonare le campane? Allora, effettivamente è una cosa molto interessante, si dice che l'Italia è il paese dei 1000 campanili, questo significa che ci sono tantissime culture che si riflettono anche all'interno delle campane, per cui ogni regione in Italia, quasi ogni provincia ha un metodo proprio di suonare. Qui a Vicenza abbiamo un metodo che ha origini antichissime, ha più di 250 anni di storia e consiste nel trattenere le campane all'impiedi, quindi da giù senza guardarle si mantengono all'impiedi e si fa fare una roteazione, quindi 360 gradi, a ogni rotazione corrisponde un singolo tocco. In questo modo con le campane intonate si possono comporre dei veri e propri concerti. È molto bello perché effettivamente c'è anche un grande entusiasmo anche dai più giovani e questo è molto bello, fa comunità e fa gruppo e quindi è una condizione che ci piace molto. Tornando agli interventi, insomma, tanti eseguiti in Italia, all'estero, quali sono i più particolari o quello che le è rimasto nel cuore? Devo dire ce ne sono veramente tanti, perché appunto mettendoci il cuore e la passione ogni intervento ha una storia a sé. Devo dire che proprio in questo periodo ci stiamo occupando delle campane della Basilica di San Zeno a Verona, che hanno 600 anni, quindi campane particolarmente antiche, e siamo stati interpellati in occasione della visita del Papa che sarà il prossimo 18 maggio, quindi per noi un grande onore, un grande piacere. Ecco, io ringrazio il nostro ospite dal campanile di Cavazzale. Grazie a Luisa per questa curiosità, grazie all'ospite. Allora restiamo a Vicenza, che è pure capitale italiana del tennis in questi giorni. In Piazza dei Signori, nella Basilica Palladiana, si può ammirare infatti la Coppa Davis, vetrine del centro storico allestite a tema. La Coppa Davis a terra Vicenza dall'universo del tennis. Il trofeo più bello del mondo è tornato in Italia. Una coppa conquistata con un capolavoro, quello della nazionale azzurra. Una coppa che viene esposta nella location architettonica di un altro capolavoro, la Basilica Palladiana. Siamo campioni del mondo di tennis e non c'è modo a Vicenza per celebrare in maniera più bella di avere la coppa che è più bella del mondo, cioè la Coppa Davis. Bisogna ringraziare ovviamente Gianni Milan, che è vicepresidente della federazione, che ha reso possibile insomma avere la coppa dove? Nel luogo più bello della città, quindi all'interno della Basilica Palladiana in Sala Zavetteri. L'ingresso è gratuito, la federazione italiana tennis oggi ha installato un campetto da mini tennis dove sta facendo
facendo giocare i ragazzini, quindi oggi è una gran festa del tennis e per oggi Vicenza è capitale del mondo del tennis. Sì, decisamente Vicenza in questi giorni è la capitale mondiale del tennis, con le vetrine del centro storico rigorosamente allestite a tema. La Coppa Davis è fotografatissima e ricercatissima, raffiche di flash, quella di oggi è una corsa al selfie. Una grande attrazione per tutte le età, dai giovani agli anziani, perché il prestigio di questo trofeo va oltre ogni epoca. Uno spettacolo. Lo spettacolo. Direi che uno non se la immagina così maestosa. È stata grande l'Italia, grandissima. Effettivamente è bella, grande ed è una bella opportunità anche per la nostra città, insomma, di poterla vedere. Ne ho approfittato per vederla, perché mai vista, è bellissima. È proprio una grande emozione, finalmente anche il tennis italiano è ai vertici, grazie anche a Sinner, e quindi questo sta dando un bel impulso. Ho visto anche tanti ragazzini fuori che giocano a tennis, per cui bene, è un bello sport, un modo di stare insieme, di stare all'aperto e speriamo che vada avanti così. In televisione non sembrava così grande, anche perché l'avevano vicina, poi era vicino grandi atleti, quindi è grande quanto gli atleti che l'hanno vinta per noi. Una grande emozione per tutti. La Coppa Davis è tornata in Italia dopo 47 anni, conquistata dalla nazionale azzurra. La squadra capitanata da Filippo Volandri, composta da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, ha compiuto un'impresa leggendaria che oggi rilancia anche il movimento tennistico italiano, già in crescita da anni. Lo dimostra la partecipazione dei più piccoli, che oggi hanno provato a giocare con i maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel nel mini campo da tennis allestito in Piazza dei Signori. Certo, è un momento straordinario per il tennis italiano, 113 anni di storia della Federazione Italiana di Tennis, penso che sia questo il momento più apicale del nostro sport, quindi la professionalità adesso dei circoli e dei maestri devono sfruttare per far capire quanto bello è questo sport e fare amare soprattutto questo sport ai ragazzi. In chiusura vi ricordo che stanotte torna l'ora legale, esattamente alle 2 scatterà il cambio dell'ora, lancette degli orologi che si dovranno spostare in avanti di un'ora, mentre ovviamente quella dei dispositivi elettronici, lo sapete benissimo, smartphone, tablet, computer e di qualsiasi altro dispositivo connesso a internet, si aggiornerà automaticamente e quindi attenzione alle 2 del mattino questa novità. Grazie a Italo Morao e a Francesco Ceroni in regia, grazie a voi come sempre che ci avete seguito. Focus TG per oggi termina qui, io vi ringrazio di essere stati con noi e non mi resta che augurarvi un buon pomeriggio e per domani una buona Pasqua.